Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. US Sicilian è un documentario che racconta le vite di 7 siciliani che hanno lasciato la loro terra per costruire un futuro negli Stati Uniti. Girato in America, nelle città in cui oggi vivono e lavorano, il progetto esplora le loro esperienze, sogni e sfide. Ma non ci fermiamo qui, torniamo anche in Sicilia, nei luoghi di origine dei protagonisti, per mettere in luce quel legame indissolubile con le radici che continua a ispirarli e a guidarli. È un viaggio tra due mondi, un racconto di identità, tradizione e forza d'animo che celebra il talento e il cuore di una comunità unica. US Sicilian ha fatto tappa a Washington e siamo nel quartiere di Georgetown e qui andremo a conoscere Joe Farruggio e la sua famiglia e la sua storia nel mondo della pizza. US Sicilian è arrivata di fronte a casa di Joe Farruggio a Georgetown. Andiamo a vedere se veramente questa è la casa giusta. Venite con me. Grazie mille per aver accettato l'invito di US Sicilian. Tu sei Joe Farruggio, tu sei Teresa, sua moglie. Io però ecco la prima curiosità che devo chiederti, ma perché Joe se tu ti chiami Giuseppe? Sì. Quando sono appena arrivato in America ho notato che Giuseppe non lo sapevano pronunciare. Come lo pronunciavano? Giuseppe, Giuseppe e ho chiesto a mia zia, dico ma com'è un nome abbreviato? Joe, perfetto. Ok, quindi da lì sono diventato Joe. Però in tutte le mie carte d'identità sono Giuseppe. Solamente di professione, di conoscenza. Sì, come nome da personaggio pubblico, possiamo dire così. Giovane. Allora, partiamo proprio dalle origini. Dove sei nato? Nato a Castrofilippo, provincia di Agrigento. Ok, quindi comunque tu sei siciliano, doc. Siciliano, importato, sì. E anche lei è di Castrofilippo? Anche lei è di Castrofilippo. I tuoi genitori cosa facevano lì a Castrofilippo? Mia mamma casalinga aiutava mio padre, gestiva la casa. Okay. Pensiamo agli anni 70, 60, conigli, galline, quindi comunque la capra, contadini. Contadina, ciamenta, sì. E tu cosa hai iniziato a fare da piccolo? Io ho letto qualcosa su di te. Studiavo a scuola, che ero pessimo, insomma ero un ragazzo paese, un po' ribelle, un po'... Quindi comunque di studio non ne volevi sapere, no, però ecco lavoricchiavi, facevi qualcosina. Sì, essendo in una famiglia contadina avevamo ognuno qualcosa da fare
io avevo la capra, dovevo dall'inverno, dall'autunno fino in primavera, dovevo badarla, Ok. portare il cibo al cane in campagna e fare queste cose magari. Però comunque cioè, verso i tuoi genitori sei stato molto rispettoso da questo punto di vista, no? Sì, Cioè, mantenevi sono grato che la mia vita è andata così perché ho imparato la responsabilità, il lavoro. E il giorno che avete deciso di partire, come mai? Perché avevate già un aggancio qui nei Sì, States? sì, c'era mio zio, è venuto in Sicilia, lui è venuto in America nel 1953, è ritornato dopo qualche 10 anni e noi eravamo là, facevamo la solita vita, nel 63 io avevo 10 anni, mio fratello 15, mia sorella 18, 20, insomma, quando sì, ne aveva 20, 18. E ci vedeva che eravamo insomma Un po' un insoddisfatti. po' lavori sempre, vivere sempre, e ha chiesto a mio padre se voleva venire in America, ci avrebbe sponsorizzato e fare tutti i documenti necessari. E lì da quel momento io ho incominciato a sognare che un giorno sarei andato in America, proprio era sempre dietro la mia. E mi ricordo mio zio che ci diceva: ma com'è l'America? Ci sono tante caramelle, giocattoli, sì, tanti giocattoli, io sognavo giocattoli e caramelle. Ecco, il primo impatto quando sei arrivato qui con la tua famiglia, cioè la prima cosa che ti ricordi? Mi ricordo essere sulla nave, la Michelangelo, dopo aver fatto una settimana e qualche cosa di viaggio, passare sotto il Varrazzano, vedere la Statua della Libertà, che io fumavo sigarette, e ero con mio padre, ho detto: vedi quella è la Statua della Libertà, oggi non mi puoi più dire niente, io sono libero di fumare. Poi vedevo le macchine, c'erano le strade che ora so il nome, il Beltway si chiama, perché ci ho vissuto, che dico: ma tutti vanno a divertirsi, tutti stanno andando in vacanza, io pensavo, la vedevo così l'America. Certo. E dopo siamo arrivati, nostra zia e nostro zio ci sono venuti a prendere, ci hanno portato a casa loro e ci hanno ospitato per 3 mesi dandoci vitto e alloggio a Quindi sono stati tutti, molto 4, carini. molto generosi e insomma c'era una spinta Per iniziare. ci siamo messi in proprio per l'appartamento. Piano piano ricordo. Subito ci siamo messi a lavorare, mio padre lavorava come giardiniere in un cimitero, mia mamma in una lavatrice. Quindi anche tua madre si è messa a lavorare? Sì, tutti abbiamo preso lavoro e subito ci siamo. E non è stato difficile? No, è stato molto facile, cioè se avevi voglia di lavorare si lavorava, insomma, noi avevamo voglia. E questa è una cosa che secondo te esiste ancora? O è una cosa dei tempi e No, io penso che esista ancora. Quindi è lo spirito dell'America questo, no? Sì. E la differenza è che un giorno veniva in America chi voleva venire in America a fare il sogno americano, Ok. mentre oggi vengono, non tutti, ora Sì. facciamo la maggior parte delle persone che non aspettano, non vengono legalmente, vengono per venire a prendere qualcosa dall'America, mentre non di aggiungere qualcosa in più a questo di stato. dare lavoro e tutto. E con la comunità italiana che rapporti hai avuto? A Se hai avuto contatto? New York sì, ma a New York dove vivevo era proprio una piccola Italia, avevamo il bar italiano, avevamo le salomerie, i negozi di frutta, a quel tempo c'era la stazione italiana di radio, non televisione, Ok. avevamo il giornale italiano, avevamo Quindi comunque non è i stato bar, proprio- i biliardini, insomma no, c'avevamo il cinema italiano, c'erano i cantanti italiani, i riflettori, Gianni Morandi, insomma c'era sempre qualcosa da fare, sì, sempre con la comunità italiana. Quindi comunque non è stato un grande trauma, perché comunque Per me no, No. Per me è stato come entrare in un Luna Park in America. Proprio l'America per me mi ha
l'ho Ti ha trovata soldato bene molto, così. molto assorbente, molto... cioè, E allora tu comunque qui eri sposato, hai avuto 3 figli, poi la tua storia comunque è finita, cose normali della vita, cose che Sì, capitano, sì. e poi è arrivata lei. Ecco, raccontami un po' di lei, perché io già qualcosina so, però me la devi raccontare. che te l'ha detto? Sei un personaggio famoso, sei pubblico. No. Niente, io ero già divorziato Da un bel paio 15 di anni. anni e ho avuto una bella 15 anni di vita, però dopo che ho capito che io avevo bisogno di rinnamorarmi. Dell'amore, avevi bisogno di- Avevo bisogno di innamorarmi, non di stare con una compagna, tanto per dire, proprio... Però so che lei non è stata una donna facile da conquistare. questo Quindi- sì, meno male che avevo un po' di esperienza. Insomma, sono tornato in Sicilia, tornavo spesso tutti gli anni. Quindi comunque tu sei sempre rimasto attaccato alla Sicilia. Sì, io ho continuato ad andare a passare l'estate in Sicilia, portavo i miei ragazzi, i miei figli, tutti e tre, e dal primo anno, dopo insomma, per sempre, c'avevo la casa, l'avevo Andavi registrata, rilassare. avevo fatto comodo, e i ragazzi stavano là, si divertivano, pure io, insomma, stavamo là per 2 mesi. Poi negli ultimi anni ho cominciato, ho saputo della perdita del marito e insomma, sai, Ti avevi incuriosito. lei era una donna che si faceva guardare, però sempre con la testa giù, e ho chiesto a mia cugina se la conosceva, Teresa. Io la conoscevo, insomma, In paese, diciamo, vi i suoi conoscevate, figli, no? i miei figli, sua sorella con i suoi nipoti, con mio figlio erano amici, lei insomma non è che il paese è piccolino, ci Certo. conosciamo tutti. E ho chiesto a mia cugina se era libera, se dico ma Teresa, dico, frequenta qualcuno? Dice no. E allora prima che lei mi ha notato che io l'ho notata, sono passati 2 anni, 2 estate, che io ci provavo, ma proprio passavo come non esisteva. Osservato. Però Una domanda a te, ma tu ti divertivi a farlo penare? No. Anzi, mi dispiaceva perché non... Perché eri tu che comunque avevi deciso, Sì, ma lì. era no. Mi dispiaceva tanto per lui perché non aveva nessunissima intenzione di risposarmi, di avere un altro uomo, proprio. Però mi hanno detto e ho anche constatato che è comunque un uomo molto ostinato, deciso, e questa caratteristica, Ed è oltre che quello nel che lavoro, la- ecco, sì. si è dimostrata È anche nella vita. Sì, aiutato. è stato aiutato proprio tanto. quello che poi alla fine siamo qua. È stato proprio ostinato, come lui di carattere, Oh, proprio. normalmente sì. Se una cosa la vuole, Se la lo vuole, lo ottiene. E Ma in se- qualsiasi verso, se è legale. Cioè, fa tu, sì, Certo, cioè, benissimo, sì, ovviamente, Sempre ovviamente. ma anche gentilissimo, cioè, lui è una persona che sa il fatto suo. E invece tu hai lasciato tutto, cioè nel senso la tua casa, Oh, anche una tua figlia, perché soltanto una figlia è venuta Sì. con te. Sì. C'è questa follia d'amore. Sì, è una follia, della verità, una follia veramente, perché ora che ci penso è veramente una follia, non sapendo la lingua. Avevo il mio lavoro, io ho lavorato diversi anni come estetista, 20 anni più che altro. E insomma, Dove hai trovato il coraggio? diciamo la verità, io razionalmente dicevo assolutamente no. Però lui mi ha cambiato la mente, cioè veramente è arrivato a un certo punto, è come sai quando uno è frastornato. Ti ha fatto vedere i vari punti di vista, Ecco, ti ha vedi? reso la mente molto più Sì, libera. è stato così, è stato proprio lui che mi ha aperto la mente, dico ma perché no? E quindi Hai detto ho che detto- una figlia è venuta qua e lavora pure qua. Sì, mia figlia lavora pure qua, si è laureata in Italia, io l'ho aspettato perché lui ha preso
tre persone, cioè l'altra figlia non è voluta venire, però Poteva anche venire. sì, C'era sì, posto sì, per- Diciamo che lui si è preso il pacchetto completo. pacchetto completo, precisamente, così è stato. E tu come ti trovi qui? Bene? Allora, io mi trovo benissimo, a me piace tanto. Io all'inizio, quando sono arrivata, cioè io proprio non volevo venire, cioè immaginavo l'America come New York di, non lo so, 30 anni fa, 40 anni fa, non lo so. Sai, Avevi quell'idea? quell'idea, quelle strade con i ragazzi che Grigie, giocano, quelle strade sì, grigie. con le scale tutte quelle di fuori, così li vedevano il i incendio. e così sono venuta e quando sono arrivata qua ho visto qua l'aeroporto di Washington, Dallas. Quando io sono arrivata a Washington io ho detto questa è l'America, questa cioè, è meravigliosa perché il verde che c'è, Sì. i parchi, le case bellissime. Cioè, io sono rimasta sconvolta ed è stata la prima cosa che ho pensato. E quindi amore a prima vista? Amore a prima vista, sì, Si può dire. così è stato, veramente. Sì. Forse sarà- Allora io qua vedo un libro, Sì. Lo facciamo vedere. My name is Joe and I am a pizza man. Quindi per chi volesse comprarlo, so che lo trovano su Amazon, giusto? Amazon Yeah. per E- ora solo in inglese ad Amazon qui in America, però spero fra un paio di mesi già è stato tradotto, ci stiamo verificando, sarà Quindi si potrà disponibile leggere anche in italiano. pure in italiano. E sì. qui diciamo che c'è raccolta quasi tutta la tua vita. Sì, o sì, sì, è stato... più l'aspetto imprenditoriale forse anche. Sì, non è un libro di ricette, di cucina, è un libro del sogno americano. Infatti An American Story. American Story, una storia di una persona che è venuta in America con le sue esperienze, i suoi sbagli, i suoi sogni e il suo Quindi questo lo possiamo consigliare a chi magari vuole vivere un sogno o prendere ispirazione. prendere ispirazione perché è ancora valido, non è che non esiste in America, esiste ancora questo sogno, ma sempre bisogna volerlo Certo. e fare quello che c'è da fare. Va bene, adesso io me lo porto in Sicilia per va bene. Ah. Io vi ringrazio tanto ed è stato davvero emozionante ed è bello raccontare belle storie perché esistono ed esisteranno ancora. Grazie mille. Grazie, grazie. Ci troviamo a Georgetown e siamo di fronte il Canale, una delle pizzerie più importanti al mondo. Infatti la troviamo al 70° posto nella Top World delle pizze e negli States la troviamo al 40° posto. Già abbiamo chiacchierato con Joe Farruggio a casa sua della sua vita personale e adesso lo conosceremo dal punto di vista imprenditoriale. Venite con me. E allora intanto grazie per averci invitato a noi di US Sicilian qui nella vostra seconda casa, il vostro mondo, il vostro lavoro. Già abbiamo parlato della tua infanzia, della Sicilia e adesso vorrei partire dal punto di vista proprio imprenditoriale. Come è iniziata la tua avventura nel mondo della pizza negli States? Il primo punto è stato quando mia zia mi ha detto che gli italiani che vengono qua e si mettono nelle pizzerie fanno soldi. E quindi questa cosa ti ha molto Mi è attirato. interessato, sì, sì. Da lì ho fatto il pizzaiolo a New York, in qualche 10 differenti posti, andiamo avanti, dopo 7 anni New York mi stava un po' stretto perché c'era troppa competizione. tante persone che facevano le stesse cose che facevo io. Ok. E allora
guardando il giornale ho trovato un lavoro in Virginia, ci siamo messi d'accordo facilmente, il signore era un americano che doveva avere un posto, sono trasferito in Virginia, da lì è sbocciata, l'idea mia era sempre che io volevo mettermi in proprio, però mai pensavo di arrivare qua, diciamo, però dico in proprio perché lo vedevo che lo facevano gli altri. E da lì è nata che ho visto un grandissimo successo, il mio lavoro era stato molto Apprezzato? apprezzatissimo a livello che c'era la fila, i giornali parlavano. Quali sono state le principali difficoltà che hai incontrato nell'apertura, ecco, di una pizzeria qui, quando sei arrivato qui? Se ci sono state. In America o qui a Washington? No, qui a Washington. Le difficoltà sono qui in Virginia già è diverso da qua, in Virginia è più friendly, business friendly, mentre qua Dovevi forse convincere più il cliente per farlo arrivare? Cioè un po' più. No, qui ci sono più clienti, c'è più popolazione. I problemi sono politici, problemi di burocrazia della città, che ogni cosa che deve fare c'è bisogno dell'avvocato per dire. Okay. Mentre in Virginia andavo personalmente, qui questa è una città che per andare avanti hai bisogno di usare un avvocato sempre, perché ogni cosa ci sono. Devi chiedere permessi. Ma non è che normalmente puoi chiederli perché ti aspettano, qua ci deve andare con l'avvocato. Poi dal 2010 iniziato, a metà 2010-2011 già cominciavamo a fare ottimi numeri. L'esatto era solamente quella parte, avevamo solamente 3.000 piedi quadri in 2 piani, che ci dava solamente 80 posti a sedere all'interno d'inverno, però avevamo la fila, dopo 1 anno, 2 anni c'era una grandissima fila tutte le sere, e poi questo edificio ha chiuso, c'era una pescheria e l'abbiamo presa. E l'avete presa. Però tu prima non facevi pizza italiana, no? Facevi pizza newyorkese. Io sono nato come pizzaiolo New York Style. Ok, New York Style. E ho fatto quello fino all'ultimo locale di Joe's Place Pizza and Pasta, ce n'avevo 5, è stato chiuso durante il Covid. Ok. Insomma, quella è tramontata, però il canale era già iniziato dal 2010. E com'è stato il passaggio dalla pizza napoletana? Cioè, che cosa ti è? Il passaggio è stato che ho visto, dopo che ho assaggiato la pizza napoletana, mi sono innamorato del sapore, della tenerezza, della morbidezza, proprio della freschezza. Mi sono innamorato, ho fatto le ricerche. Da lì è nato questo. Il tuo pizzaiolo qui è? Pizzaiolo napoletano. Napoletano da Napoli, proprio diretto da Napoli, che era quasi un campione, proprio un ottimo pizzaiolo. Antonio Biglietto, che ancora lavora con me, si trova nell'altro locale che abbiamo ad Arlington, Virginia, a 10 miglia da qua. E lui ora è un socio partner. Che insomma manda avanti la qualità, eppure mi dà un quality control. Esatto, come riuscite a mantenere, ecco, alta la qualità, cioè l'originalità anche dei prodotti? Sì, l'originalità dei prodotti è importante. Io vado in Italia, spendo 2 mesi l'anno, 3 mesi l'anno in Italia per fare ricerche. Vado là a mangiare. Quella è la ricerca migliore del prodotto. A mangiare. Mi fermo sempre a Napoli per qualche settimana, vado nei migliori posti di Napoli, i più famosi della pizza, e cerco di chiedere, di informarmi, assaporare, portare i sapori. Eppure io dopo tutto questo tempo, cioè i prodotti buoni sono prodotti buoni, i prodotti si riconoscono. Io li riconosco, sì. E dal punto di vista, ecco, dei momenti difficili, come riesci a mantenere alta la motivazione? Perché comunque ne abbiamo chiacchierato, tu sei una persona molto ostinata, decisa, e come riesci a trasmettere questo anche al tuo team?
Questo forse lo può dire mio Infatti, figlio, chiediamolo a lui che che ha qua con lavorato noi. con me, ma lui ha lavorato con me, no, proprio sotto di me, diciamo, lavorava col ristorante quando andavo alla scuola, veniva qua d'estate, ha iniziato a pulire cipolle, poi ha fatto il boss boy, poi ha fatto il cameriere. Diciamo ha attraversato tutte le varie Sì, mansioni, quindi Che dal basso fino ad arrivare al punto più alto. per me è importante sapere, poter gestire un sì. locale se non sai tutti. Assolutamente, assolutamente. Alessandro, dillo tu. Posso rispondere alle domande, quei consigli che noi qui siamo una squadra ma anche una bella famiglia, quindi si deve convincere tutti gli operai di seguire la stessa filosofia. Certo. Quindi cerco di spiegare a tutti che non è solo il punto che stiamo facendo un ottimo prodotto, però si deve tenere quella qualità che i nostri clienti aspettano di trovare. Non è solo quando ti crea un nome, i clienti hanno più Aspettative. Certo. di avere un prodotto con un'esperienza alta, quindi devi preparare tutto per offrire quell'esperienza. Quindi l'idea di sempre di continuare a rimanere dove sei, perché i prossimi clienti, i nuovi clienti arrivano per la prima volta e aspettare quel tipo di Esperienza. E invece il miglior consiglio che ti ha dato tuo padre? Sorridere. Sorridere. Che sempre, forse buona energia e si convide con tutti. Ok. E ecco, parlando dei premi, tu hai ricevuto tantissimi premi, come ti sei sentito? Gratificato? Tutti questi premi, tutte queste cose sono arrivati gli ultimi 10 anni, per dire. Mentre ho lavorato fisicamente pesante prima e non arrivava niente. Io avrei fatto qualsiasi cosa per avere una rivista, qualche premio, come si dice, un riconoscimento, Certo. ma riconoscetemi, no? Riconoscete dopo tutto quello che ho fatto? E non arrivavano, però poi quando sono arrivati e continuano ad arrivare. Quello che mi è piaciuto di questo posto è che sicuramente non vi siete molto americanizzati per venire incontro alle esigenze dell'americano, ma siete rimasti comunque molto fedeli all'idea italiana. Sì, per me è stato fare un passo indietro. Certo, perché di comunque prima- esatto, rispetto al tuo prima percorso. che quando doveva essere o italiano o mediterraneo, più napoletano, mediterraneo, siciliano, perché tutto là gira sulla nostra cucina mediterranea. E di essere mediterranea dovevamo portare l'olio mediterraneo, il sale delle saline di Trapani, la farina italiana, grano italiano veloce. Come dolce siciliano qua avete anche il cannolo con che viene dalla Sicilia. dalla Sicilia. La ricotta è di dal mio paese, Castro la Filippo. ricotta Taibi, e Angelo, che è il mio carissimo amico, che la manda. La crosta la compriamo, è fatta a New York, una delle migliori croste però la ricotta ci arriva direttamente dal mio paese, perché dalle montagne della Sicilia. Ok. Quindi anche l'olio, abbiamo detto anche dalla Sicilia. L'olio da mio cognato, che hanno oltre 500 alberi di oliva, e tutto quello che producono me lo mandano, Te lo mandano. ogni fine stagione. Ok. E invece oltre al canale comunque avete anche degli altri posti che me ne vuoi parlare? Il nostro gruppo, ci sono tre concetti, per ora ne ho fatto di altri, però ora ce ne sono 3 concetti. Uno è il canale, che è una pizzeria napoletana verace, con della cucina mediterranea. L'altro è un concetto che si chiama 90 Second Pizza, 90 secondi pizza, basato sulla velocità, sul speed, sul fast food, diciamo. Ok. È un fast food però con un prodotto Sempre di qualità. buono, che
ottimo, direi, perché usiamo la stessa farina che usiamo biologica, usiamo i pomodori pelati italiani dalla Campania, però al 90 secondi usiamo la mozzarella del Wisconsin, una delle migliori mozzarelle che si possa comprare. E il prezzo della pizza? Facciamo ogni pizza $10,99, $10,99 e scegli qualsiasi Quindi comunque un gusto. prezzo super competitivo per questa città, no? Sì, certi mi dicono che non è poco, ma noi ci possiamo, perché siamo Giostrare molto efficienti, che risparmiamo sulla manodopera, perché noi siamo come la tecnologia Vi ha aiutato ci aiuta tantissimo. tantissimo e possiamo dare la tradizione con quello. Ok. E l'altro punto che mi dicevi del gruppo? L'altro punto è a modo mio. Ok. 90 secondi abbiamo 3 locali per Ok. ora, ho iniziato 6 anni fa, ne apriamo un altro il prossimo anno. A modo mio è stato l'ultimo Joe's Place Pizza and Pasta Ok. che ha chiuso durante il Covid e l'abbiamo... E che mood ha questo a modo mio? Che mood ha? Che concept ha? Diciamo è il fratello del canale o la sorella Ok. del canale, è un'altra, fa parte di che è pure una pizza verace napoletana, dei quali siamo stati riconosciuti a livello nazionale o internazionale. A Las Vegas siamo stati il settimo, il nostro pizzaiolo è venuto Antonio che ha vinto il 7° posto. Abbiamo delle ottime riconoscimenti pure là. Abbiamo avuto il premio dell'eccellenza questa settimana e i ragazzi fanno un ottimo lavoro. Prima avevo chiesto come manteniamo lo stand. Esatto, sì. Lo stand si mantiene, penso, di avere il personale, non l'operaio, il personale, e per me è un socio. Io sempre dico che lavoro per loro. Con loro. Io lavoro per loro, per loro. Per loro. E loro lavorano per me. Lavoriamo per tutte, perché io faccio il meglio per fare che loro vivano una vita buona, con i guadagni giusti. Perché sono più invogliati a lavorare bene. Hanno un salario above the average, sopra il livello. Più mettiamo il 20% del profitto di ogni locale e lo diamo come bonus, lo distribuiamo a tutti i ragazzi e ti dico abbiamo una squadra meravigliosa. Immagino. Sì, che andiamo in cucine pulite, proprio quando come si muovono i ragazzi, te ne accorgi che sono contenti a lavorare. Ah, ma lì vedo una Sì. siciliana. Sì. Pure c'è la Sicilia, sì, la Sicilia è pure qua. Siamo siciliani, Sì. siamo agrigentini da Castrofilippo. Castrofilippo, con orgoglio. Questo è stato un premio che abbiamo preso a Roma, siamo stati aggiunti uno dei 70 ristoranti e pizzerie nel mondo nel 2018. Poi questo è stato pure un'altra emozione grandissima. La Casa Bianca ci chiama e ci dice vogliamo riservare tutto il primo piano del locale perché per Natale vogliamo fare la festa di Natale. Dai. Yelp è conosciuto come per qui in America funziona tantissimo, e siamo stati i 100 migliori ristoranti. Questo è stato nel 2022, oggi siamo il 17° mi sembra ristorante Yelp scelto dagli americani. Ti ringraziamo per averci ospitato. Grazie. Una storia veramente bellissima e di ispirazione. Immergiti nei sapori di una volta con 900. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. 900, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo.
Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli 39,90 €. Back cover iPhone a soli 59,90 €. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università. Da Georgetown a Castrofilippo sono bastati pochi chilometri, sto scherzando ovviamente, ci troviamo di fronte il comune di Castrofilippo e andiamo a parlare con il sindaco e con parte dell'amministrazione. Venite con me. Ci troviamo nel comune di Castrofilippo, città di origine di Gio Farrugio, e siamo stati invitati dal sindaco Gioacchino Baio. Grazie mille per averci invitato. Grazie a voi per essere venuti. Siamo felicissimi di essere qui e di raccontare questa realtà. E allora incomincerei parlando dello sviluppo. Quali sono i principali progetti in corso per valorizzare il patrimonio storico e culturale di questo paese? Intanto proprio alle porte da un giorno all'altro sta iniziando il lavoro in Viale Bombiglio, che è la nostra, diciamo, location prediletta per fare tutti gli eventi importanti della comunità di Castrofilippo. Siamo molto ben collegati con i comuni viciniori e creiamo sempre dei progetti che creano sinergia per la valorizzazione e promozione del territorio. La metteremo come simbolo identificativo del comune di Castrofilippo la cipolla paglina realizzata da un artista dei Canicattì su nostra direttiva, dove questa cipolla paglina sarà tagliata a metà, da un lato proprio realizzata con metodo di Murano cotto a 1000 gradi centigradi, dall'altro lato metà sarà inserito l'uomo tipico di Castrofilippo all'interno di questa cipolla, perché Castrofilippo da sempre viene considerato come il paese dei cipollari. E a tal proposito l'agricoltura è stato un grande pilastro dell'economia di questo paese. Come state lavorando per renderla più competitiva, più moderna? Intanto ci siamo agganciati, l'altro giorno abbiamo fatto perfino con la delibera consiliare al biodistretto agroecologico della Valle dei Templi di Agrigento, perché ormai l'indirizzo è quello, visto che siamo proiettati verso il net zero nel 2050, entro il 2030 stiamo predisponendo dei progetti. Abbiamo inserito nel PTR, nel programma territoriale regionale, il giardino della biodiversità. Qualora venisse finanziato, ci sono buoni presupposti affinché ciò possa avvenire, noi realizzeremo tutte diversità di piante ortofrutticole e anche erbe aromatiche particolari, dove all'interno abbiamo inserito delle aree tematiche e delle aree picnic per venire famiglie qua a fare del turismo esperienziale che più avanti poi svilupperemo. Ottimo, speriamo che queste iniziative siano presto confermate. E a tal proposito ci sono piani per incentivare i giovani, per farli restare qui e non farli andare via? Sì, siccome abbiamo fatto delle analisi dove purtroppo a Castrofilippo c'è uno spopolamento continuo perché non ci sono risorse per poter, stiamo predisponendo dei progetti giovanili proprio affinché possano restare, e questi progetti giovanili sono indirizzati proprio per diverse fasce di età e diverse fasce anche di sviluppo, diciamo, del loro modo di cultura, del loro modo di essere. Da questo punto di vista ci stiamo lavorando tanto, perché siamo in collegamento con il distretto sociosanitario di Tre, in collegamento con l'assessorato territorio e turismo di Palermo e anche altri progetti affinché li possiamo attenzionare, perché stanno attraversando un momento difficile, molto difficile, per cui stiamo attenzionando come lottare contro la ludopatia, contro il bullismo, il cyberbullismo, contro la creazione dei gruppi, che i gruppi poi sfociano nel branco, e quindi noi li attenzioniamo molto
Poi spesso c'è anche, ultimamente si verifica anche a Castrofilippo, l'hikikomori, ragazzi che non vogliono più uscire da casa perché sono attenzionati da questo punto di vista e noi stiamo cercando il mezzo di come poterli aiutare. Complimenti Quindi per il anche vostro impegno. stiamo lottando anche contro il body shaming, perché quando un ragazzo o una ragazza che ha dei difetti fisici o mentali viene da parte del branco attenzionato affinché lo possa far vergognare, noi faremo vergognare il branco affinché ciò non possa avvenire. Complimenti. Diciamo sono delle sfide abbastanza impegnative. Parliamo adesso delle tradizioni. Che feste avete qui in paese e se sono soprattutto sentite dalla comunità? Innanzitutto devo fare una sottolineatura. Castrofilippo è un paese fortemente caratterizzato da un sentimento di fortissima religiosità. Tant'è vero che abbiamo diversi comitati religiosi, dal comitato di San Giuseppe, comitato del Venerdì Santo, il comitato della festa di Santa Rita, il comitato del Santo Patrono, la festa di Sant'Antonio Abate, che ha creato un collegamento in America. Tutti i nostri emigrati che sono andati là hanno fatto a Sant'Antonio Abate il comitato a New York, e per cui c'è questo collegamento. Quest'anno addirittura, il 2024, anno del turismo delle radici, abbiamo creato un collegamento diretto con i nostri emigrati in America. Era una domanda che volevo farle, quindi sì, parliamone. E quindi abbiamo fatto questo collegamento direttamente con la festa del Santo Patrono, che è avvenuta il 28, 29 e 30 giugno di questo ultimo scorso. E lei c'è mai stato? Io non ci sono andato in America, abbiamo fatto questo collegamento direttamente dal palco, però abbiamo fatto in modo di far arrivare un finanziamento che ci siamo riusciti per aiutarla nella festa. Mediante il progetto PNRR abbiamo fatto un piccolo finanziamento che hanno già avuto. Dai, complimenti. Ci troviamo nel centro storico di Castrofilippo e siamo con uno storico, Tommaso Insalaco, che ci racconterà la storia di questo paese. Dove ci troviamo adesso? Questa è la chiesa, il santuario di Sant'Antonio Abate. Castrofilippo nasce nel 1584 ad opera di Stefano Monreale. Stefano Monreale acquistò il diritto anche a costruire il paese e lo dedicò al suo amico re di Spagna, Filippo II. Questa fondazione, come abbiamo detto, nel 1584. La prima costruzione fu il Palazzo Baronale, che si trovava alle spalle della chiesa matrice, che vedremo. Poi costruì pure una chiesetta, la chiesetta di Santa Lucia, che stava di fronte al Palazzo Baronale a circa 500 metri di distanza. Questa chiesa di Santa Lucia però si fu demolita quasi subito perché era una chiesa cimiteriale pure. Come tutte le chiese prima dell'editto di Napoleone, esattamente. Praticamente andò in rovina e poi fu costruita questa chiesa di Sant'Antonio Abate, perché qua vicino, da dove venivamo poco fa, c'era il quartiere Cannatone, che era il quartiere arabo di provenienza araba. Praticamente in questo abitavano tutti i contadini e le maestranze del paese. Siccome la chiesa di Santa Lucia era andata in rovina, non c'erano più chiese, allora fu edificata la chiesa di Sant'Antonio Abate, dove ci troviamo. Che tra l'altro è il patrono di questo paese. È il patrono di questo paese. Praticamente fu demolita alla fine del 1800 e con l'opera dei fedeli, con le offerte dei fedeli e varie metodiche che venivano utilizzate per raccogliere denaro e con il contributo importante di Masciutano Lopresti, che praticamente questo signore sognava ogni notte Sant'Antonio Abate, che gli diceva: hai bisogno
di una casa, così in siciliano, in dialetto Castrofilippese, hai bisogno di una casa perché quando piove mi bagno. E allora questo personaggio incominciò a pensare perché Sant'Antonio Abate mi appare ogni notte. Perché voleva lanciargli un Ha messaggio. bisogno di una chiesa. E così cominciò, tornò dagli Stati Uniti d'America dove si trovava e fu guarito, secondo lui, almeno secondo la tradizione, proprio da Sant'Antonio Abate, perché praticamente soffriva di una gravissima forma di ulcera gastrica. E Sant'Antonio Abate lo guarì. Lui per riconoscenza tornò a Castrofilippo, cominciò a raccogliere dei soldi, praticamente raccolsero tutti questi soldi e finalmente nel 1934 venne edificato questo bellissimo santuario. Va bene, io direi di continuare e andare a visionare tutti gli altri monumenti, diciamo, importanti di Castrofilippo. Ma lei per caso è Lillo Astuto? Sì, sono lì la Piacere, Merem Amato, inviata di US Sicilian. Siamo qui perché questo è il paese nativo di Gio Farrugio e ci ha invitato qui a scoprire le bellezze di questo paese. Lei è uno storico, Sì, un appassionato di questo paese. Ci può raccontare dove siamo e cosa rappresenta questa chiesa e questo monumento per voi? Siamo davanti alla chiesa madre, dove diciamo è stata costruita nel 1634. Però qui siamo accanto alla chiesa madre, dopo la fine della prima guerra mondiale, hanno voluto creare un ricordo, diciamo, dei caduti castrofilippesi, che Castrofilippo ha contribuito nelle due guerre con 1067 anime, tra cui 76 sono morti in guerra, 46 sono della prima guerra e gli altri sono della seconda guerra. Negli anni praticamente poi diciamo, ci siamo più organizzati da quando io sono ritornato emigrato pure da New York e da Londra. Abbiamo sotto mia diciamo, iniziativa di mettere questa lapide perpetua. Questa lapide perpetua è stata un ricordo di ricordare perpetuamente i loro nomi caduti per la patria. Praticamente Castrofilippo ha dato un grande contributo, diciamo, nelle più grandi battaglie di Castrofilippo. Castrofilippo è un contributo storico nelle due guerre, ma anche nelle battaglie principali, diciamo, delle due guerre. Abbiamo avuto reduci di Alamein, persone che sono, diciamo, caduti in Russia, che risultano dispersi. Abbiamo anche, diciamo, dei contributo storico dove i castrofilippesi erano presenti nelle più grandi battaglie del Regio Esercito di teatro Quindi di guerra. Quindi l'uomo castrofilippese è stato sempre un uomo che non si è mai tirato indietro. Perfettissimo, non si è mai ritirato indietro, è stato presente anche della prima guerra mondiale. Io mi ricordo da bambino, ogni 4 novembre li vedevo qui raggruppati tutti, che ora diciamo nel ricordare con loro, perché qui noi abbiamo una tradizione che dopo la cerimonia religiosa del 4 novembre noi diciamo, io che sono il presidente dell'associazione combattenti reduci di Castrofilippo, leggiamo i nomi di tutti i caduti. Bellissimo, certo. E la parola che risponde tutta la comunità è presente, cioè nel senso che sono ancora vivi e presenti nella nostra comunità. Grazie mille per il suo contributo, è stato veramente interessante perché ricordare le radici è importantissimo. Belle donne, mi hanno detto che voi siete le cugine di Gio cugine Farrugio, carissime giusto? di Gio. Sì. Come vi chiamate? Così ci presentiamo. Io sono Merem Amato. Caterina Agliata, cugina da parte Angela materna. Farrugio. Che dite? Mi fate vedere un po' dove è cresciuto Gio? Certo. Possiamo avviare. Sì, Abbiamoci. Andiamo. Ecco, vi faccio Andiamo vedere dalle Gio. nonne. Mamma mia.
adesso, sì, vero? Ha la sì. stessa faccia che ha adesso. Qualche capello in meno, ovviamente. Bella foto, Ci bella sta. foto Bello, ricordo. bello, sì. Ci sta. Bella foto ricordo proprio. Fai vedere l'altra. Qua c'è Gio, questo è il matrimonio dei miei genitori, Ok. papà, mamma e Gio sempre bambino. Sì. Questa è tutta la famiglia, sempre il matrimonio dei miei genitori e questo. È Com'era Gio. da bambino, Gio? È abbastanza discolo. Sì? Affettuoso Sì, sì. sempre. Però sì. Da bambino e da grande, E da sempre grande. affettuoso. E com'è stato per voi vederlo andare via? Bruttissimo. Io mi ricordo il giorno che sono partiti, 1970, per gli Stati Uniti, ho sentito proprio il distacco di una parte della famiglia che andava via. E c'era tutta la famiglia riunita a casa loro, la gente veniva a salutarli e noi piangevamo tutti, come se ci fosse un lutto. Era Però giovanissima. diciamo col senno di poi adesso, vedendo quello che è riuscita a fare, Certo, sì. E è per stato questo è veramente andato coraggioso, giovanissimo. sì, coraggioso come E lei quindi è. sì, è arrivato. La sua storia da quando ha iniziato a fare il pizzaiolo a tutte le varie pizzerie fino ad arrivare adesso a un grande successo. Sì, Il canale, ha fatto un tra le percorso. pizzerie Sì. più importanti a livello Sì, mondiale. sì, un sì, percorso non soltanto lavorativo. americano, Sì, stiamo sì. parlando proprio a livello mondiale. Un percorso lavorativo eccellente su questo, Ecco, veramente. come ho capito, ecco, che il tipico uomo di Castrofilippo è veramente laborioso, e quindi possiamo dire che lui è il tipico Sì, uomo laborioso, Castrofilippo. ecco. Lui un da grande bambino ha lavoratore. cominciato a lavorare vendendo frutta in Sì, mezzo ci ha raccontato alle questa strade. cosa. Io mi mettevo qua e lo vedevo che scendeva con la bicicletta e vendeva le verdure che coltivava suo padre in campagna. Tatiana, assessore alla cultura, ti ringrazio per averci dato la tua presenza. Ci troviamo in questa meravigliosa scala, la scala della legalità. Questa è una tappa importante per Castrofilippo perché rappresenta l'incontro tra un progetto di riqualificazione urbana insieme alla borsa di studio sulla legalità che si svolge ogni anno nelle scuole di Castrofilippo. Purtroppo Castrofilippo ha vissuto il periodo degli attentati mafiosi perché l'appuntato Salvatore Bartolotta, che nell'83 è diventato purtroppo, medaglia d'oro, era la guardia del corpo del magistrato Rocco Chinnici. Noi lo ricordiamo tutti gli anni, sono passati ormai più di 40 anni da quell'anno e vogliamo che i nostri ragazzi continuino a ricordare quelle che sono le loro origini, i valori che richiamano quella storia. Nel 2019 abbiamo deciso di lasciare loro un monumento che fosse sia un luogo di riflessione, ma un posto dove potessero ricordare in ogni gradino la storia di una vita umana, perché non sono solo politici appartenenti alle forze dell'ordine, magistrati, sono persone, erano appunto uomini, ci sono anche molti bambini, purtroppo mi dispiace ricordarlo. Questa scala è composta da 56 gradini, ma in realtà non sono sufficienti per tutte le vittime della mafia. Ogni anno ritorniamo qua nel mese di maggio, il 24 maggio, e speriamo di raccontare una storia diversa. Magari un giorno non ci sarà più questa necessità di ritornare, ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo tutti. Nel frattempo però questo promemoria ci può aiutare a ricordare che abbiamo una storia, abbiamo dei valori e questi possono essere modificati, però in meglio. Quindi mi dicevi che organizzate delle iniziative per far arrivare i ragazzi delle scuole qui, quindi lo fate ogni anno? Sì, tutti gli anni, da 42 anni ormai. Complimenti. Va bene, che dici? Ci facciamo questa scalinata Sì. in memoria? Concludiamo la nostra tappa a Castrofilippo alla foresteria di Golden Grapes di Dario Bruccoleri e adesso passiamo alla parte più importante, ovvero quella culinaria, e quindi adesso andiamo alla scoperta dei sapori di questo paese. Per concludere questa splendida tappa a Castrofilippo ci hanno invitato qui alla osteria di Golden Grapes e ci hanno preparato una tavola super imbandita
di prodotti tipici. Buongiorno a tutti, andiamo a trovare il primo ristoratore che ci parlerà, Curto Giuseppe di La Posada. Buongiorno. E allora, qui abbiamo pizze. Parlaci delle tue pizze. Innanzitutto partiamo dal nostro cuddirone, che è la pizza quella antica fatta con prodotti poveri, diciamo. Sì, quindi con le salsa, olive, la cipolla. Questa è la cipolletta, che è la figlia della cipolla, nostra paglina. Poi per spostarci a tutti i prodotti sempre locali, le nostre lumache, la trippa, abbiamo delle polpette a sugo e poi abbiamo creato un po' di innovazione anche su delle pizze gourmet. Questa è una parma che richiama tutti i prodotti sempre tipici, usiamo il pistacchio del nostro amico Dario Bruccoleri, la mortadella e poi delle scaglie di parmigiano. Quindi possiamo dire che dalla Posada c'è tradizione e innovazione. Esatto. Diamo i tuoi riferimenti così chi vuole venire. Bonfiglio, Castro Filippo 15. Grazie mille. Grazie a lei. E continuiamo e adesso andiamo a trovare la pizzeria Desperados con Martina Gisella e Salvatore Volpe. Allora, tanto grazie mille per aver preparato questa splendida tavola. Mi volete parlare un po' delle vostre specialità? Intanto la nostra specialità è la pizza, siamo specializzati sulla pizza, però abbiamo alcuni prodotti fuori menù, il menù del giorno, diciamo, la trippa, le polpette. Avete vari tipi di farine usate? Noi usiamo principalmente la farina di grano duro della nostra zona, diciamo. E come lievitazione? Lievitazione, abbiamo una lievitazione di 36 ore. Usiamo pochissimo lievito, quasi pochissimo. Quindi comunque molto digeribile la vostra pizza. Esatto, sì, molto leggera e digeribile. Le facciamo in vari formati, nel formato tabisca che ha una doppia lievitazione, poi abbiamo il classico cuggeruni, che questo dalle nostre parti è proprio molto richiesto, e infine abbiamo anche lo sfingione alla palermitana, diciamo, sì. Le focacce di vari gusti, anche se qui ne abbiamo portate solo uno. Questi sono dei nodini all'aglio, sono una semplice pasta annodata condita con olio, sale, pepe e aglio e origano. Le olive sono di nostra produzione, abbiamo quant'altro, però non abbiamo potuto portare tutto. Ecco, diamo i vostri riferimenti per andare a provare tutte le vostre specialità. Dove vi trovate? Sì, noi siamo a Castro Filippo, in via Regina Elena 44. Vi aspettano, mi raccomando. E così continua il nostro percorso. Adesso andiamo nel mondo dei formaggi e siamo con Taibbi, produttore di formaggi da 30 anni, possiamo dirlo? Salve, sì. E io posso dire di aver avuto l'onore di aver provato la sua ricotta proprio a Georgetown, nel ristorante di Gio Farruggio, Il Canale. E quindi adesso farò la prova del 9 per vedere se è la stessa. Che dici, lo facciamo questo cannolo? Con tanto piacere. E allora raccontami un po' nel frattempo com'è nata questa passione. Beh, noi siamo un laboratorio gastronomico siciliano di prodotti siciliani, dove produciamo principalmente la crema di ricotta, questa di qua, i panettoni, gli arancini che non abbiamo portato e i formaggi. Ok. È un grandissimo piacere che tu assaggi il nostro cannolo con la nostra ricotta. È la stessa che hai assaggiato sicuramente al canale. E già avevo fatto i complimenti. Vuoi un po' di pistacchio? No, perché rischi di ammazzarmi. Ragazzi, che goduria! Non vedevo l'ora di mangiare. Complimenti. Grazie. Perché ha il giusto equilibrio, non è né troppo dolce, è veramente perfetta. Grazie. Complimenti. Vuoi dare i tuoi riferimenti? Noi come riferimenti do il sito www.fratellitaibbi.it, così potete trovare tutte le nostre specialità e il nostro e-commerce che spediamo in tutta Italia. E io nel frattempo continuo a mangiare perché è troppo buono. E rimaniamo in famiglia con Taibbi Carmelo, produttore di un amaro siciliano fatto con arancia e liquirizia di Castro Filippo. E allora, raccontami questa storia. Allora, noi siamo fermi marcati proprio nel nostro territorio, utilizziamo le arance e la liquirizia di Castro Filippo. Chi è di Castro Filippo sa che è un castridazzo, che lo utilizziamo da questa zona. Dungiamaro
diciamo che è un ossimoro di dolce E amaro, proprio per il dolce della nostra terra, perché per restare qui ci vuole proprio coraggio. E l'amaro perché resta a Perché tutte quel le sacrificio deve continuare, continuare a essere qua in questa terra. Quest'amaro abbiamo vinto la medaglia di bronzo alle World Licorice Awards a Londra. Abbiamo un prodotto che ora ce lo faccio assaggiare alla signora con anche erbe e spezie particolari. E allora, alla salute di Dungi Amaro Taibbi. Chi vuole trovare questo prodotto basta collegarsi dai fratelli Taibbi o www.dungiamaro.it. Buonissimo, un'esplosione di sapori. Complimenti, grazie mille. Grazie. Continua il nostro percorso e ci spostiamo nel mondo del vino. Siamo da Golden Grape, secondario Bruccoleri, che ha ospitato questa magnifica rappresentazione dei sapori culinari di Castrofilippo. Grazie mille. Benvenuti, è stato un piacere avervi qui naturalmente. Voi siete un'azienda agricola da ben 30 anni e fate agricoltura biologica e biodinamica. Su biologica ci sono, su biodinamica ancora mi muovo così. Ce lo vuoi spiegare? Allora, l'agricoltura biodinamica è stata teorizzata da Rudolf Stein proprio 100 anni fa. Quest'anno, del 2024, si fanno 100 anni di agricoltura biodinamica, proprio li abbiamo festeggiati. All'interno di questi 100 anni, da ben 30 anni, noi facciamo agricoltura biodinamica. È un disciplinare un po' più restrittivo di quello che del biologico. Per esempio, noi nelle nostre concimazioni utilizziamo solamente il letame e poi praticamente utilizziamo i preparati biodinamici, che sono la cornoletame e la cornosilice. Poi andremo un po' in grandi tecnicismi. Comunque è un'agricoltura che tende ad essere a ciclo chiuso, ancora più restrittiva, quindi nell'azienda agricola... è difficile da far comprendere, credo, sul mercato. No, ma c'è il marchio Demeter che ci aiuta da questo punto di vista, che certifica le produzioni biodinamiche. Ma quella che è la nostra caratteristica peculiare, che proprio ci contraddistingue... Te l'avrei chiesto perché ho visto sacchetti da in giro per le tutte vigne. le altre aziende agricole, è l'insacchettamento dei grappoli. Praticamente noi a giugno insacchettiamo tutti i nostri grappoli della nostra azienda agricola per poi toglierli quando l'uva è pronta da raccogliere. Quindi E cosa considerando... dona questo all'uva? Allora, intanto praticamente non utilizziamo nessun input esterno se non un po' di zolfo e un po' di rame. Ok. Poi ci permette di portare l'uva a novembre in queste condizioni. Quindi perfetta, intatta. Un'uva perfetta, intatta e senza l'ausilio di niente. La caratteristica è che la buccia praticamente risulta più sottile delle altre, quindi qualcuno che ha difficoltà a deglutire la buccia, invece la nostra risulta più sottile. È certificata questa cosa perché ci abbiamo fatto la tesi di laurea su questo lavoro e quindi grandi caratteristiche e quindi senza inquinare. Questa e poi è la cos'altro producete? Perché allora, avete altro cavallo di battaglia praticamente noi, dopo l'uva che è il nostro prodotto principale, sono i pistacchi. Praticamente siamo all'interno dell'areale di produzione della DOP di Raffadali, quindi la seconda DOP siciliana dopo quella di Bronte, e qui abbiamo il nostro pistacchio verde di Sicilia. Bellissimo da vedere. Sì, con queste veramente il miglior pistacchio al mondo, non per plagieria, ma abbiamo provato diversi pistacchi e il nostro è veramente un ottimo prodotto, ma tutto il pistacchio siciliano è veramente buono. Terzo, ma non... abbiamo l'olio che Ti ho conosciuto e ho assaggiato al canale, lo spediamo direttamente a Zio Gio praticamente perché tu al sei canale. il nipote. Sì, io sono il nipote e questa è proprio una cosa particolare perché proprio Zio Gio quando viene qui da noi si viene a controllare personalmente le olive e la produzione. Guarda, è stata come una va. delle prime cose che mi ha raccontato, non mi ha parlato della pizza, mi ha detto l'olio di Castrofilippo. Ci tiene tanto. E ora cominceremo con lui probabilmente a commercializzare anche il pistacchio. Dai, io ve lo oltremare. auguro perché siete una realtà veramente interessantissima. Ti ringrazio. Grazie io a te. continuo il mio percorso. Prego, ti faccio strada. Allora, ciao Tonino, raccontami della tua azienda. Si chiama Lo Brutto. Lo Brutto Azienda Agricola, è una piccola azienda agricola a conduzione familiare. Da quanti anni? Diciamo che ufficialmente da 5-6 anni, però Quindi dietro fresca. c'è fresca, con apporti di nuova generazione che ha dato un notevole contributo alla crescita non solo in termini di dimensioni ma anche con apporti di idee e quant'altro per poter rappresentare in maniera degna anche Castrofilippo in giro E per qual è il per vostro l'Italia. cavallo di battaglia? Il nostro cavallo di battaglia, noi abbiamo sempre prodotto vini locali,
Adesso appunto da quando è nata l'azienda agricola abbiamo iniziato l'imbottigliamento e quindi ci presentiamo con la bottiglia anche in giro per l'Italia, ma non solo, in giro anche per il resto d'Europa, e prossimamente vedremo di fare il salto di qualità andando anche negli States. E quindi come tipologia? Come tipologia noi abbiamo uve a bacca rossa e uve a bacca bianca. Il cavallo di battaglia normalmente è il Nero d'Avola, del territorio vocato per la produzione del Nero d'Avola, con ottimi risultati, soprattutto perché noi siamo nell'areale, diciamo, del Nero d'Avola di alta collina, superiore ai 400 metri, quindi riesce a dare caratteristiche organolettiche molto più fruttate, molto più corpose e con gradazioni generose. Ultimamente soprattutto non riusciamo a mantenere gradazioni basse, questo però dà una nota anche di carattere, e quindi cerchiamo di mantenere alto anche il nome e il prestigio del territorio. Diamo i tuoi contatti, così se vogliono venirti a trovare o cercare. Noi abbiamo aperto da poco uno shop per la vendita dei nostri prodotti, perché oltre al vino produciamo anche prodotti freschi, quindi abbiamo il nostro orto di famiglia che cerchiamo di portare avanti, è molto apprezzato soprattutto sul territorio. Quindi queste cose sono pure tue? E poi con quello che rimane facciamo anche le conserve per averlo tutto l'anno, quindi dal chilometro zero poi cerchiamo di portare avanti anche la tradizione locale in giro per il mondo. Il cavallo di battaglia anche in questo caso è stata la cipolla paglina, che è un ecotipo locale diventato presidio slow food da alcuni anni, e ha dato la possibilità di non far scomparire un prodotto tipico del territorio che andava perduto, soprattutto per le caratteristiche organolettiche, perché diciamo ha bassa serbevolezza, quindi diciamo non si mantiene per tutto il periodo di produzione, quindi note aromatiche soprattutto perché è estiva. Queste sono le ultime cipolle rimaste nella conserva di famiglia, diciamo. Abbiamo portato proprio per rappresentare. E quindi ricordiamo il lo shop si trova in via? In via Trieste 7, a Castrofilippo. Ti verremo a trovare Vi sicuramente. aspettiamo. Grazie mille. A voi. Andiamo a trovare le sorelle Alessi, che da più da 40 anni hanno il ristorante Cacciatore. Qui la forza delle donne vige. E allora Salvina, raccontaci. Salve, sono Salvina, una delle 5 sorelle. Appresso trovate dopo di me Maria Rita, Eleonora, mia mamma e Giuseppina, e manca un'altra, Graziella, per motivi di salute non è potuta essere presente. Salutiamo. Ciao Graziella. Ciao Graziella. Esistiamo da più da 40 anni, anche perché è stato mio padre a iniziare l'apertura di questo locale, è stato lungimirante ai tempi quando il paese si basava solo sull'agricoltura. Lui, venendo dall'estero, ha avuto questa felice idea, dove ai tempi è stato preso per pazzo come ristoratore a Castrofilippo. Dove è stato tuo padre? In Svizzera e a Londra. E allora, di che prodotti parliamo qui? Ecco, noi siamo un'osteria più che un ristorante e produciamo prodotti tipici locali, principalmente del nostro orto, che utilizziamo sempre al chilometro zero, e prodotti tipici della zona dell'Agrigentino per di più. Quindi quel pomodoro lo fate pure voi? Sì, pomodori secchi, quindi li abbiamo preparati come conserva estiva, la caponata, che dipende dalle stagioni, la mixiamo con la zucca rossa, e le olive nere, chiamate passi luna siciliani, castrofilippese, le olive schiacciate, che sono proprio, siamo in pieno periodo ora. E poi qua vedo un piatto secondo me di tradizione. Il piatto di tradizione principale del nostro locale è il coniglio alla cacciatora. Noi di solito, ecco, il nostro locale è molto famoso per le specialità di verdure, dove lavoriamo le verdure, le zucchine, le melanzane, i cipollotti con la pancetta, dei funghi, e con la nostra cipolla prepariamo pure questi pani farciti, che è la rosetta tipica chiamata briulata o ammiscata siciliana, con la cipolla, la salsiccia e le olive nere. Vedo anche dei dolcini qui. Sì, come vedi utilizziamo la frutta secca della nostra campagna, con le mandorle facciamo il torrone, la cubaita, con i fichi secchi facciamo i buccellati, e poi in questo periodo facciamo pure con le mele cotogne la cotognata. Wow, non l'ho mai provata. Sarà il momento giusto. Esatto. Io vi ringrazio, complimenti e continuate così. Diamo riferimento per farvi venire a trovare. Ci troviamo naturalmente a Castrofilippo, in via Puglia, senza numero civico. E adesso, dopo aver parlato così tanto, è giunto il momento di assaggiare tutto.
Sembrerà banale, ma ci ha regalato una giornata bellissima, alla scoperta di cose che non avremmo mai scoperto senza l'aiuto di Gio Farruggio, e le vogliamo dare un regalo simbolico. Questa è la nostra maglietta che ci ha accompagnato negli States durante tutte le riprese, così quando la indosserà... tantissimo a nome di tutta l'amministrazione comunale e della comunità di Castrofilippo, di cui mi pregio e mi onoro di farne parte nella qualità di primo cittadino. Grazie a voi per la vostra altissima professionalità, siete stati eccellenti e a coronamento di questa giornata bellissima vi dico grazie di cuore a nome di tutti. È reciproco, alla prossima! Immergiti nei sapori di una volta con Novecento. Scopri l'eccellenza delle nostre miscele di caffè appena tostato e il sapore genuino delle nostre prelibatezze artigianali. Novecento, il gusto autentico della tradizione. Benvenuti nel mondo di Cicero e Cicero, dove l'eleganza incontra l'innovazione. Da anni selezioniamo con cura le migliori ceramiche, rubinetterie e complementi d'arredo per offrire soluzioni esclusive e di alta qualità. Ogni dettaglio è pensato per trasformare la vostra casa in un ambiente raffinato e senza tempo. Con Cicero e Cicero, il design diventa emozione. Scoprite la nostra collezione e lasciatevi ispirare dalla bellezza. Cicero e Cicero, in via Nunzio Morello 1, Palermo. L'eccellenza per la vostra casa. Hai rotto il display del tuo iPhone? Oppure la back cover è danneggiata? Da Love Repair ripariamo il tuo iPhone a prezzi imbattibili. Display iPhone a soli €39,90. Back cover iPhone a soli €59,90. Riparazione veloce, qualità garantita. Passa da noi o chiama subito al 392 56 57 365. Ci trovi a Palermo in via Gaetano Amoroso 16, zona Università.